straordinario davvero questo percorso, anzi questa microscopia, o forse anche addirittura notomia del codice, di uno dei codici più importanti della produzione di Paolino, che ha permesso, come avete sentito, anche di risalire niente meno che a ipotesi di datazione, attribuzioni di mani e via dicendo, cose di non poco momento, e quindi è un contributo di tutto rispetto. Non mi aspettavo di meno, come non mi aspetto di meno neppure da Francesca Manzari, che è la prossima relatrice, su certo un argomento ben suo, quale la miniatura ad Avignone nella prima metà del XIV secolo. Grazie. Sì. Grazie, io ringrazio moltissimo Roberta Morosini per questo invito molto gradito a parlarvi della miniatura d'Avignone nella prima metà del Trecento, cercando di fare un quadro generale di quella che era la miniatura. Oggi si è parlato molto di miniatura, stamattina parlando di Paolino in modo estremamente analitico e devo dire condivido totalmente la presentazione di Susi del manoscritto Marciano, ma insomma, mi sembra interessante, è sembrato interessante a Roberta e io condivido fare una presentazione generale di qual era la miniatura che concretamente Paolino ha trovato ad Avignone quando vi arriva e quali sono concretamente i miniatori, gli artisti ai quali lui si può rivolgere e si rivolge effettivamente, almeno per quanto riguarda due dei suoi codici. Abbiamo visto in questo caso il manoscritto Marciano, sono sicuramente in entrambi i casi miniatori professionisti riconoscibili tra quelli operanti nel contesto avignonese, e l'altro manoscritto, ne sentiremo parlare oggi pomeriggio da Catherine Leglund in modo più analitico, è il codice conservato a Londra, il l'Egerton 1500, che è un manoscritto contenente la versione provenzale del compendium di Paolino, e che a sua volta, tra le altre cose, è l'unico manoscritto a presentare una decorazione, una illustrazione che non è solamente disegnata ma è anche miniata. Ma gli storici della miniatura sono molto accoglienti, non fanno distinzione di tecniche, per noi è tutta miniatura, che sia la scelta del miniatore, quella di lasciare il disegno acquarellato o di coprire con tempera, rientra, abbracciamo tutte le scelte tecniche e stilistiche. E in questa presentazione generale mi fa piacere, quindi non andrò in analisi nel manoscritto Marciano così ben presentato da Susi e neanche in quello Egerton, ora vi dirò perché, ma mi fa piacere ripartire in questa immagine di intitolazione, in questa pagina di apertura del mio PowerPoint, da un confronto che avevo proposto appunto nel mio lavoro su Avignone nel Trecento, durante la fase del papato, quindi 1310-1410, un confronto che avevo proposto in modo così tentative, dicono gli inglesi, ipotetico, rendendomi conto di dover comunque dare conto dei manoscritti con una fase illustrativa avignonese di Paolino Veneto nel parlare delle presenze di artisti italiani, committenti italiani e autori italiani ad Avignone nel Trecento, in particolare negli anni *20. E all'epoca avevo fatto riferimento alla bibliografia esistente su questo tema, che era principalmente costituita dall'articolo fondamentale per gli storici dell'arte di Bernard Degenhardt e Annegret Schmidt, ma non solo l'articolo del 73, ma proprio al corpus dei disegni, che tuttora per gli storici dell'arte è una fonte di immagini sulla illustrazione narrativa ineguagliabile e ineguagliata, e naturalmente ai già numerosi studi di Isabelle de Dandenat, che erano diciamo già la Bibbia per questo argomento. E nel presentare in modo, devo dire, a fine marginale Paolino nel quadro complesso, insomma, diciamo, lavoro basato su un censimento di 220 manoscritti, quindi ovviamente una parte marginale è stata dedicata a questi due di Paolino, avevo analizzato in particolare il manoscritto Egerton facendo una proposta di confronto tra, questo è un dettaglio dell'Egerton, un dettaglio che presento di un pontificale che rivedremo diciamo nella sua integralità, e un sempre dettaglio di un evangelistario, un libro liturgico che vedremo fra breve di nuovo, e proponendo delle similitudini. Ecco, sono molto felice a distanza di oltre 10 anni da questa proposta di aver letto proprio nelle letture preparatorie per questo seminario
lo studio di Federico Botana, che appunto ha ripreso questa proposta, anzi confermandola e proprio diciamo, sostanziando la similitudine in una vera e propria identità di mano, devo dire in modo perfettamente convincente, isolando tra l'altro un secondo artista nell'Evangelistario e nel manoscritto Egerton, che trova pienamente la mia approvazione, come anche la sua proposta che abbiamo appena visto di collegare l'altro libro liturgico che vedremo a breve, il manoscritto 23 di Avignone, con il codice marciano. Quindi diciamo, con una certa gratitudine anche nei confronti di questo studioso che esordisco in questa presentazione. Allora, cosa trova ad Avignone Paolino? Trova un contesto già fortemente internazionale, di grandissima internazionalità degli artisti e dei produttori di libro miniato. Una situazione che forse viene già avviata sotto Clemente V, proprio fin dall'inizio, fin dagli anni 10 del secolo, sebbene ovviamente in questo caso non sia possibile affermarlo con assoluta certezza, perché ancora è solo appunto con Giovanni XXII che il papato si insedia stabilmente ad Avignone. Clemente è ancora un papa molto itinerante, però di fatto dal 1309 divide gli uffici della curia tra Avignone e Carpentras, e dunque è ben plausibile che l'esecuzione del suo messale in più volumi, questa è una scritta identificabile nel suo inventario post mortem come un manoscritto, un messale in 9 volumi, questa è una caratteristica dei messali papali, sicuramente trecenteschi, forse già tardo duecenteschi, e ne conserviamo 2 volumi, appunto uno conservato a Cambridge e uno conservato in Vaticano, databili tra gli anni 10 e 14 presumibilmente. Si avvia con questo primo libro liturgico fatto per Clemente V una prassi esecutiva che diventa proprio caratteristica dell'Avignone papale, e cioè la collaborazione tra artisti di culture figurative totalmente differenti che lavorano fianco a fianco senza essere turbati da questa differenza linguistica. E quindi abbiamo una bottega settentrionale di cultura piccarda, probabilmente, che lavora nello stesso manoscritto, appunto, alternandosi di fascicolo in fascicolo, di foglio in foglio, con una cultura tolosana che è estremamente riconoscibile, per esempio per questo tipo di collo allungato che si attorciglia con i volti lunari. Quando trovate una cosa di questo genere è sicuramente tolosano. Quando trovate una cicogna con qualcosa nel becco in questo modo, un altro elemento molto molto tolosano, e permette appunto di individuare la cultura di questo artista. Un'altra caratteristica nuovissima del messale, non ho ahimè la riproduzione, ma tra l'altro il messale Vaticano adesso online, e come molti dei manoscritti della Biblioteca Vaticana sono stati digitalizzati, quindi si può scorrere agevolmente. L'altra caratteristica clamorosa di questo messale Clemente V, che è il primo messale papale di cui noi siamo sicuri che è un manoscritto papale, cioè lo stemma di Clemente V, e è un caso appunto estremamente precoce, perché l'inserimento dell'araldica, l'elemento araldico nel manoscritto è un fenomeno che inizia nel mondo transalpino già nella seconda metà del XIII secolo, ma ad Avignone arriva gradualmente, e i papi romani ancora nel tardo 200, da quello che noi conosciamo, non c'è rimasto nulla. E dunque tra i manoscritti più precocemente collocabili in una produzione avignonese già stabile in loco sono i 2 manoscritti di cui abbiamo già accennato, cioè i codici 23 e 24 della Biblioteca Municipale di Avignone, che provengono da Notre-Dame de Dôme, quindi dalla cattedrale di Avignone, che sono 2 evangelistari, dunque 2 libri di pericopi dei Vangeli, di letture per la Messa, e che sono verosimilmente legati a un momento importante di rinnovamento del libro liturgico nelle chiese avignonesi, quando Giovanni XXII impone l'adesione liturgica all'uso di Roma, il rinnovamento dei libri aggiornandoli sulla riforma, oramai non così recente, la riforma tardo-duecentesca del libro secondo l'uso di Roma, che però evidentemente ad Avignone ancora non era stata integralmente adottata. Quindi c'è questo grande sforzo di rinnovamento del libro liturgico, e questi 2 manoscritti
sono stati prodotti in questo contesto. Quindi qui vedete diciamo, l'integralità dell'immagine del piccolo volto visto nell'immagine di apertura. Invece questa è una pagina, è un dettaglio di una pagina con un'iniziale decorata dal moschito 23 che è stato collegato con il codice marciano. E il miniatore che produce il moschito 24 a questo punto ha un suo, diciamo, corpus piuttosto rilevante e sicuramente si specializza nella produzione di pontificali, perché se ne conoscono a questo punto già 3 realizzati dalla sua bottega, e in particolare quello di cui vedevamo un dettaglio all'inizio, il 17336 della Biblioteca Nazionale di Parigi. Ce n'è uno conservato a Cues perché è stato donato a Niccolò Cusano a Roma dopo essere tornato da Avignone, e ce n'è uno frammentario alla Biblioteca Colombina di Siviglia, quindi una produzione consistente. E il miniatore è piuttosto riconoscibile per questa particolare esecuzione dei volti, un po' rincalcati, se così possiamo dire, e per tutta una serie di elementi decorativi ricorrenti di scelte che compie nei suoi codici. Il dettaglio dell'iniziale con la natività della Vergine che vedete è stato appunto isolato da Botana come un collaboratore di questo artista, e devo dire che questa sua proposta mi trova del tutto concorde. Quindi cosa trova Paolino? Quindi un contesto in cui miniatori producono libro liturgico in grandissime quantità. A Avignone c'è una certa discussione tra gli specialisti tra Avignone e Tolosa. Certo, la miniatura avignonese è miniatura tolosana. Ancora nella seconda metà del 300 i miniatori si chiamano tutti Bernardo da Tolosa, Giovanni da Tolosa. Diciamo la cultura da cui deriva quella avignonese è in larga parte quella tolosana, mista a tutte le culture differenti che si vanno a combinare, quindi una certa discussione è sempre possibile. Certo che dai codici con sottoscrizione dei copisti che noi abbiamo ci rendiamo conto che già negli anni 20 e 30 Avignone diventa il grande mercato di produzione del libro liturgico. Chiunque passi, c'è un vescovo di Troia, Guido mi sembra, vescovo di Troia, che nel 331 va lì e si compra un libro fatto ad Avignone. Insomma, chiunque passi, i miniatori accorrono dalla Francia settentrionale, quella meridionale, dalla Spagna, dall'Inghilterra, accorrono per soddisfare delle esigenze inedite in un piccolo vescovado di provincia fino alla fine, no, del 200. Quindi e la discussione Tolosa-Avignone in fondo non ha una grossa rilevanza. Questi sono miniatori itineranti, in certi casi non siamo proprio in grado di dire dove era seduto il miniatore, se qui o lì, e forse non ha una grande importanza. Quello che ha una grandissima importanza è l'impulso dato da Giovanni XXII, che fa non solo rinnovare i libri liturgici, ma fa fondare una vera e propria biblioteca. La biblioteca papale era rimasta in gran parte in Italia, e quindi lui, grandissimo studioso, fa fare florilegi, fa fare indici, fa fare compendi, è un grande e fa copiare grandissime serie di opere. Tra queste in particolare vi mostro un dettaglio della lettura in Genesi di Domenico Grima, datata intorno al 1319, e la serie di volumi, numerosa di volumi delle opere di Tommaso d'Aquino, datata a cavallo del 1323, 1317, 26 all'incirca, in cui collaborano artefici, appunto anche qui settentrionali e meridionali. In particolare è stato studiato un calligrafo, Jacques Massy, che di formazione parigina, che viene a Avignone a lavorare appunto nei primi anni 20 e che poi torna perché sottoscrive un manoscritto nel 45 a Parigi, quindi una città che attira e fa circolare miniatori di formazione europea che si ritrovano lì. Una città dove l'interesse per la rappresentazione grafica, diciamo, l'immagine come immagine scientifica, come immagine che spiega, come immagine diagramma scientifico e allegorico è cruciale. C'è per esempio questo meraviglioso testo di Enrico del Carretto, il Liber Visionis Ezechielis, di cui conosciamo due copie, appunto, vedete le due differenti, il manoscritto 12.018 di Parigi, e questo è un foglio recentemente riemerso sul mercato privato proveniente da un altro manoscritto che si trova a Parigi, che è il latino 503. Entrambi sono stati diciamo corretti dall'autore che scrive, che lo fa ad Avignone tra gli anni 20 e 21,
e sono stati miniati in quelle circostanze da una bottega di cultura linguadocana, assolutamente Francia meridionale. Sottolineo che le datazioni che vedete sono sempre riferite alle immagini, visto che questo è il discorso che sto conducendo. A volte c'è una escursione più o meno lunga tra il tempo della scrittura del codice e il tempo della miniatura. Quello che ho messo a fuoco nello spazio breve della didascalia è riferito ovviamente alla miniatura. Questa bottega, la bottega di Libervisione Ezechialis, lavora tantissimo ed è comprovatamente itinerante. Non solo lavora ad Avignone, lo sappiamo per certo dalle sottoscrizioni dei 2 volumi precedenti, ma anche da questa bellissima, vi ho ingrandito il dettaglio appunto con la datazione del codice al 1319 e in cui si dice che è stato appunto eseguito ad Avignone. E anche molto importante perché porta, diciamo molto rovinata, ma ciò che rimane dello stemma della famiglia Dues, della famiglia Giovanni XXII, quindi è un codice di contenuto letterario che potrebbe essere stato destinato a un membro della famiglia o forse al Papa, questo non sappiamo, perché anche nel caso del missale Clemente V non ci sono ancora, solo con Clemente VI iniziano a essere utilizzate le chiavi incrociate e la tiara come emblema papale in aggiunta allo stemma di famiglia. Quindi questa bottega linguadocana, se così possiamo dire, lavora ad Avignone sicuramente, ma io penso che lavori anche in altre città, perché rimangono degli usi di Montpellier, un libro di Coutume et Franchise di Montpellier, saranno andati lì a farlo, c'è un libro collegato a Mende, quindi sicuramente una bottega itinerante. Poi produce un codice che la professoressa Monti conosce benissimo, anzi 2 codici di Seneca, non solo quindi libro liturgico, ma anche classici, questo per Avignone è almeno per la miniatura avignonese è meno abituale, una straordinaria raffigurazione del teatro che vedete, e poi anche il manoscritto latino 1650 che ha un contenuto affine. Sono entrambi illustrati con questi segni zodiacali che illustrano il commentario, quindi non un'illustrazione delle tragedie, ma del commentario. Vado avanti un po' rapidamente. Fanno un magnifico esemplare dei Vaticini a Pontifico, miniato in modo insomma con una preponderanza quasi della miniatura rispetto allo spazio lasciato al testo, quindi quasi un libro di immagini, e in cui si può cogliere molto bene questa cultura mista, perché è una cultura della Francia del Sud, vediamo molto bene questi grandi occhi, questa linea di contorno nera, questa prevalenza del blu, del rosso e del rosa che è proprio della miniatura francese, ma guardate, non usano solamente la foglia di edera o di vite, questa tipicamente francese, ma ci sono anche le mezze palmette e i tralci di acanto tipicamente italiani, quindi è una bottega che guarda anche al contesto che la circonda e fa riferimento anche agli artisti italiani presenti in città. E stiamo allontanandoci però perché dagli anni 20 stiamo arrivando agli anni 30, quindi in fondo un periodo in cui Paolino ha già lasciato la città, ma mi fa piacere presentare questo esemplare dello Speculum Humanae Salvationis per 2 motivi. Intanto perché mi sembra che anche il codice marciano potrebbe essere studiato in relazione a questo artista, cioè quanto questo artista può essere legato all'artista del manoscritto 23 essere un allievo oppure una fase successiva. Ci sono dei volti del codice marciano che mi ricordano appunto quelli del cosiddetto maestro dello speculum corsiniano. Questo è un esemplare unico al mondo di questa opera molto conosciuta, diffusissima nel tardo medioevo, lo Speculum Humanae Salvationis, un'opera illustrata, un libro di divulgazione della Bibbia attraverso le immagini, che è stato ricondotto dal punto di vista testuale a un ambito domenicano, quindi sono state delle ipotesi di attribuzione, comunque diciamo San Domenico è molto fortemente presente nel contenuto testuale, e questo è l'unico caso in cui al ciclo abituale di immagini della Bibbia e prefigurazioni del Vecchio Testamento affiancato al Nuovo Testamento c'è in aggiunta in basso un ciclo francescano, quindi con una comparazione, qui è proprio l'apertura, quindi non c'è la caduta degli angeli ribelli, comunque normalmente c'è l'immagine neotestamentaria e sotto l'immagine di San Francesco con una comparazione appunto di Francesco con Cristo singolarissima, e tutte le volte che il miniatore anche nel ciclo principale abituale
dello speculum può affiancare a San Domenico San Francesco, lo fa con una concordanza tra i due ordini mendicanti che mi sembra un fenomeno molto avignonese, ne parleremo magari nella discussione. Questo miniatore lascia all'interno del messale Clemente V un'aggiunta della Messa del Corpus Domini. È una miniatura databile perché è menzionata nei conti del Palazzo dei Papi, non c'è il nome del miniatore, purtroppo viene pagato Pierre Sentier, che è il cappellano della cappella papale e che si occupava di tutti i lavori legati ai libri, quindi legatura, restauro e committenza, e fa fare appunto una messa aggiuntiva con questa miniatura dello stesso artista. Che ha realizzato anche una leggenda Maior conservata a Praga, che in parte coincide per apparato iconografico con lo speculum che abbiamo visto prima, ma non del tutto. E la caratteristica, come potete vedere in questa leggenda, ma anche del ciclo nello speculum, che questa è una committenza certamente francescana, per niente pauperistica, anzi sono miniate con foglia d'oro in abbondanza, quindi da una parte che probabilmente voleva promuovere, voleva mostrare come anche una committenza francescana potesse produrre libri di lusso e diciamo così contrastare certe frange. Un meraviglioso manoscritto, sempre un messale fatto per Toulon, ma verosimilmente realizzato ad Avignone. Allora, ci sono contemporanei a Paolino degli altri italiani, abbiamo sentito nominare anche oggi, naturalmente c'è Marin Sanudo, e questo che vediamo è l'unico esemplare verosimilmente realizzato ad Avignone, a parte quelli appunto veneziani che Susi ci ha mostrato, in cui sicuramente c'è un decoratore francese e un esecutore di questi disegni che sono rimasti incompleti, che copia precisamente le opere veneziane ma con uno stile francese, quindi traducendo in uno stile francese, un caso molto interessante, i suoi modelli veneziani. E naturalmente Opicino De Canissis, che è stato molto studiato, se ne faceva cenno anche stamattina, soprattutto come artista e diciamo esempio di psicopatologia, aveva un grave disturbo mentale, pensava di essere lui il Papa legittimo, per fortuna è riuscito a nasconderlo durante tutto il periodo della sua attività avignonese in Curia, quindi riusciva a scrivere nascostamente questi suoi deliri e a illustrarli, come vedete, con questa geografia antropologizzata assolutamente folle e incredibile. Certo, ha una formazione da miniatore Opicino, e questo aspetto forse è stato poco studiato. Entrambi comunque sono importanti in riferimento alla produzione di cartografia, diciamo, che si svolge nella cittadina avignonese. E brevemente riguardiamo il libro di Enrico del Carretto con i suoi magnifici diagrammi, per parlare velocissimamente della presenza invece di artisti italiani. Il più clamoroso, ben noto, quindi vado molto veloce perché sto esaurendo il tempo, è il maestro del codice di San Giorgio e la scoperta un po' trascurata anche dagli storici dell'arte di François Avril degli anni 80, che il primo foglio del Liber Visionis, l'esemplare latino 503 di Parigi, è stato affidato a questo artista italiano che collabora con la bottega quindi in lingua docana. Questo dimostra che il più giottesco dei miniatori italiani del Trecento lavora ad Avignone, effettivamente opera ad Avignone, e riproduce questo meraviglioso codice di San Giorgio commissionato dal cardinale Jacopo Stefaneschi, che qui vedete raffigurato, destinatario e committati di questo. In realtà il codice verosimilmente da lui commissionato per essere donato a San Pietro, immagine celeberrima. C'è un secondo volume forse di questo libro che è il messale che si trova alla Pian Morgan, ma sono opere molto note, diciamo, ve le mostro solo per promemoria. Di nuovo un ritratto dello Stefaneschi seduto come scriba, come compositore, come autore al suo scrittoio, e queste meravigliose immagini e appunto la presenza dell'araldica, che a questo punto, siamo agli anni 20 del Trecento, è un elemento che diventa abituale anche nel libro di cultura italiana, almeno ad Avignone. Non possiamo, ma andiamo sempre più veloci perché si tratta di una delle immagini più famose, più importanti, ma non possiamo non ricordare l'allegoria virgiliana aggiunta nel codice di Virgilio posseduto a Petrarca, nel momento in cui lo recupera dopo un furto, dopo una perdita decennale
chiede a Simone Martini di inserire una miniatura così commemorativa di questo ritrovamento, questa magnifica miniatura che vuole forse copiare una gemma antica, un cameo, un classicismo che si aggiunge ai caratteri gotici dell'artista, quindi forse la miniatura su pergamena più studiata, più bella, se possiamo usare una categoria non propriamente scientifica della storia della miniatura. A Simone Degenhardt proprio Bernard Degenhardt riconduceva anche l'immagine accanto che da un testo, illustra un testo di Jacopo Stefaneschi, verosimilmente però più un prodotto di bottega, e volevo mostrarvi un nuovo manoscritto avignonese, un manoscritto che di recente ho potuto ricondurre a questo ambito perché è molto ben identificabile il suo committente, e cioè Annibaldo Caetani da Ceccano, il cardinale appunto nipote di Jacopo Stefaneschi, che ha lasciato ad Avignone la sua livrea magnificamente affrescata, che è l'attuale sede della biblioteca municipale, da cui vedete lo stemma, diciamo, raffigurato per confronto, amico di Petrarca, personaggio notissimo, rimangono leggendari i suoi banchetti allestiti nella livrea di Avignone e in quella di Chantilly. E questo è un libro che forse lui commissiona per il capitolo di San Pietro, di cui diventa arciprete nel 1342. La cultura del miniatore è una nuova bottega, questa assolutamente nuova e interessante, e potrebbe essere, anzi è sicuramente legata, diciamo, anche qui a una tradizione tolosana. Guardiamo il confronto tra i volti di questo è ancora un evangelistario e un dettaglio di un'opera di Bernardo Guia, con una domanda che rigiro agli specialisti di Paolino: quanto ci può essere di stato di scambio tra Paolino e Bernardo ad Avignone per quanto riguarda proprio la concezione dell'arbitro genealogico? Questa è una domanda che mi sono fatta e sicuramente voi sapete rispondere meglio di me. Però certamente la cultura appunto di questo miniatore deriva da opere tolosane come questo codice 1171 di Parigi. La cosa clamorosa è che guardate come il miniatore per la decorazione vegetale dei margini utilizzi una foglia che è inizialmente incomprensibile, perché introvabile in qualunque repertorio franco, italiano, inglese, cioè guardando tutta Europa non si trova, e si capisce a un certo punto che la copia sta cercando di copiare il codice di San Giorgio, quindi l'acanto italiano viene tradotto in francese da questo artista in un modo del tutto inedito, e guardate veramente anche la disposizione della decorazione sul margine. E questo perché Avignone ci rivela veramente una miniera di miniatura ancora da ritrovare, insomma, conosciamo moltissimo, ma diciamo io penso che ci siano ancora, spero che ci siano ancora fondi da esplorare che possano rivelare appunto sorprese come questo. Un altro codice in cui tra l'altro nella scelta dei santi nella parte di Santorale c'è un bilanciamento di nuovo tra francescani e domenicani veramente singolare, che potrebbe essere un carattere forse molto avignonese. E per chiudere, per altri 3 minuti se posso, volevo mostrarvi un'altra cosa incredibile di questo manoscritto, un miniatore italiano, e questo per Avignone non è stupefacente, un miniatore italiano che fa alcune delle miniature. Ma la familiarità, diciamo, dell'aspetto di questo artista ha portato, diciamo, in modo stupefacente devo ringraziare anche Lola Massolo qui presente, e sta proprio iniziando un dottorato tra l'altro sulle illustrazioni di Paolino Veneto, quindi una giovane studiosa che trarrà grandi benefici dalla giornata odierna, per questo confronto con una Bibbia prodotta in un'area italiana considerata forse marginale oggi, ma assolutamente centrale nel Medioevo, e Francesco Zimei sarà d'accordo con me, cioè l'Abruzzo. Questa è una famosa, importante Bibbia teramana conservata in Biblioteca Vaticana, espressione di una scuola raffinatissima degli anni 40 in Abruzzo, e io trovo che ci siano dei punti di riferimento che permettono di ipotizzare una cultura abruzzese per il miniatore che lavora a Avignone. La cosa è un po' sconcertante, perché finora avevamo a piene mani artisti toscani, artisti umbri che vanno ad Avignone, ma è la prima volta che ci interroghiamo su un possibile abruzzese Avignone. Ma attenzione, gli abruzzesi che lavorano a Roma nel corso del inizio 300 e fine 300, inizio 400, sono numerosissimi.
c'è un legame tra l'altro fortissimo proprio con il capitolo di San Pietro, che forse è il destinatario dell'Evangelistario commissionato da Anibaldo, molto forte. Il capitolo di San Pietro chiede a un miniatore di Gesso Palena, non so se qualcuno appunto oltre a Francesco conosce questa località nei pressi di Chieti, un graduale nel 1337 firmato tra l'altro e come anche questo in lettere dorate, questo è firmato da Muzio di Francesco di Cambio in lettere dorate, questa Bibbia, e altresì firmata in lettere dorate il graduale del 1337, quindi sono miniatori di grande autoconsapevolezza, di grandissima raffinatezza, di forte collegamento con la curia, e io penso si possa, diciamo, azzardare un aggancio anche con l'ambito avignonese. Se avete pazienza, solo altri 5 minuti, mi sembrava, nonostante con appunto Roberta avessimo concordato di parlare di Avignone, però mi dispiaceva non fare un accenno a Napoli, perché appunto in fondo anche questo è un polo che andrà studiato, che andrà ricercato. Vi volevo mostrare anche qui non un nuovo miniatore, ma un miniatore che è emerso negli ultimi anni rispetto a, diciamo, questo faro della miniatura avignonese napoletana, che è Cristoforo Orimina, che è un artista che anche lui lascia una firma in lettere d'oro, conosciutissimo, e che ha avuto il monopolio della produzione napoletana negli anni 40-50 del 300, ma che collabora negli anni precedenti, forse fine anni 30, primi anni 40, con un artista, mi prenderete forse la prenderete per un'ossessione, lo riconosco, forse lo è, anche qui di cultura abruzzese, che io penso si formi nella scuola di Guardiagrele, che ha lasciato codici di parte superstiti di grandissima importanza, che opera a Napoli. Lo possiamo chiamare, abbiamo chiamato un maestro del Salomone della Casanatense, questo magnifico manoscritto, il quale realizza a Napoli dei codici di importanza clamorosa, come una copia del De Barnis Puteolanis illustrata in modo raffinato. Collabora strettamente con Cristoforo Orimina nei primi anni 50, sia in un salterio che in un breviario che si trovano rispettivamente a Ginevra e a Madrid, e che evidentemente poi era un artista più anziano, dagli anni 50 non troviamo più. Fa l'antifonario per la Certosa di San Martino a Napoli, che sono i fogli che vedete, in collaborazione con una bottega più ampia, forse di radice umbra, e il motivo per cui l'ho mostrato è perché trovo suggestivo questo confronto con il foglio d'incipit del manoscritto di Cesena, il Paolino di Cesena, che è molto rovinato, che ha delle semplicissime iniziali. Escludo il discorso sui disegni, che sono un problema estremamente complesso, quindi non affrontabile in modo veloce, ma le iniziali decorate per tutti gli altri manoscritti, a parte i due, diciamo, legati ad Avignone, la fase veneta inequivocabile del manoscritto Marciano, si è parlato di Napoli appunto di anni 30, e sicuramente sì, secondo me c'è da ragionare in relazione a questa bottega per vedere, sebbene si tratti solo di iniziali decorate, quindi ovviamente con una possibilità minima di confronto, però mi sembra interessante così aprire e chiudere con due riferimenti precisi a Paolino. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Francesca Manzari, che ci ha fatto vedere appunto ancora una volta come Avignone sia un grande magnete